Signor Sindaco, in questo momento l'ospedale di Padova è al centro dell'attenzione di tutti. Ecco, cosa sta succedendo? Zaia e la Regione dicono di volersi rivalere sulla Giunta. Insomma, sono ipotesi che mi fanno abbastanza sorridere, con tutta la stima e l'amicizia che ho anche per Luca Zaia, che io continuo a ribadire, ma penso che siano un po' le cose che portano avanti i tecnici regionali. Io penso che sia stato invece un valore aggiunto il fatto che il Comune ha dimostrato che l'area di Padova Ovest era un'area non adeguata per realizzare un ospedale. Dovrebbero ringraziarci per questo. Volevo vedere un'ipotesi di un ospedale come è successo in altre zone, faccio due esempi, Bassano del Grappa o anche Bergamo, dove sono stati ospedali chiusi e fermi per anni, dove non si sono fatte preventivamente le adeguate verifiche sull'area. L'area è un'area che ha un problema grosso di dissesto idrogeologico. Bene che il Comune di Padova l'ha scoperto, quindi dovrebbero assolutamente ringraziare per questa azione. Noi andremo sempre avanti sull'ipotesi che vogliono i padovani, che vuole Padova, che vuole la Giunta, ma vuole anche il Consiglio Comunale, mozione approvata a larghissima maggioranza, che si dice la sede dell'ospedale ce l'abbiamo già, che è in via Giustiniani, portiamolo avanti là. Tutte queste suggerimenti che arrivano ben accetti, per carità, ma quando si dice che Bitonci vuole un ospedale con dei grattacieli più alti del Santo, insomma, io capisco che si vuole fare un ospedale in project financing, vedremo cosa uscirà nelle prossime settimane, però è anche vero che l'ipotesi di un ospedale da 800 a 1000 posti prevede delle strutture non più alte del monoblocco, quindi diciamo le cose come stanno. I padovani vogliono che l'ospedale di Padova sia là, chiediamo alla Regione che venga sul nostro progetto, che è un progetto importante di rilancio anche della città. Anche perché comunque in questi 2 mesi voi avete fatto le opportune verifiche del caso. Ma noi abbiamo continuato a produrre documenti. Chi pensava che Massimo Bitonci andasse alla commissione regionale senza un adeguato supporto tecnico si sbagliava di grosso. Cioè, io sono andato e ho costituito la commissione appositamente, abbiamo prodotto dei documenti che hanno fatto capire che l'area non andava bene. Adesso io penso che sia giunta l'ora di mettersi a tavolino e arrivare a un accordo.